Callima nasce dai nostri cognomi, Castellana, Licitra e Malpasso, ed è anche il nome di una farfalla. Per me è stato veramente bello, io non ero mai stato ad Adrano e non conoscevo questo museo, ho avuto la possibilità, l'opportunità di fare un po' il tour e credo che abbiamo tante cose belle che non conosciamo. Penso che la bellezza si debba condividere, quindi arte sia a questo livello musicalmente, diciamo il connubio perfetto. Sicuramente l'intesa fra i musicisti è fondamentale, perché comunque ci sono dei punti in cui, a prescindere dal tempo e dal fatto che comunque una persona conosce la musica, è necessario sicuramente darci uno sguardo per capire quando entrare, comunque anche per avere un conforto durante quel momento di tensione che si può avere durante un concerto, magari anche lanciarsi un sorriso, quello che io spesso faccio col violinista, un po' meno col pianista perché lui è un po' più serio, però capita spesso appunto lanciarsi degli sguardi, lanciarsi dei sorrisi proprio per tranquillizzare e per cercare di comunque darci gli attacchi giusti nel momento giusto. Noi siamo, oltre ad essere musicisti, siamo insegnanti e anche studenti, quindi diciamo che siamo molto impegnati in diversi ambiti. Sono dei brani di repertorio specifico per trio, violino, clarinetto e pianoforte. Abbiamo cercato autori del Settecento, abbiamo trovato autori del Settecento, ma il repertorio è soprattutto del Novecento.